Eccoci tornati nuovamente in diretta. Buonasera, buonasera a tutti. Piccolo ritardo dovuto a dei problemi tecnici dovuti evidentemente ai sistemi di collegamento non sempre semplicissimi, che come stiamo vedendo a diversi nostri ospiti, anche a sottoscritto, danno talvolta dei problemi, ma in un modo o nell'altro siamo bravi e riusciamo a risolvere tutto. Con noi due lietissimi ospiti che ci vengono a trovare per la prima volta in questa nuova stagione. Diamo il bentornato alla coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danielis. Bentornata Elena. Buonasera a tutti, E all'esponente di punta grazie. della Lega di Trieste, Danilo Slocca. Bentornato Danilo. Grazie Luca, grazie dell'invito. Ovviamente, Buonasera Elena. ovviamente le regole del confronto sono come l'anno scorso, per cui 2 minuti per i primi interventi e 1 minuto per le repliche. Partiamo subito con Elena. Elena, ci stiamo avvicinando alla campagna elettorale, anzi siamo già in campagna elettorale, mancano meno di un anno ormai alle prossime amministrative. La domanda che vi voglio fare è la seguente: quanto inciderà, quanto sarà protagonista nella prossima campagna elettorale e peserà nel risultato finale il tema dell'immigrazione, o rispetto a tutti gli altri temi che emergeranno sarà un tema, uno dei tanti, un tema parziale, e quanto sarà decisivo per la vittoria finale, per il risultato finale questo tema? La domanda è molto difficile. Nelle ultime campagne elettorali abbiamo visto che il tema immigrazione è determinante, pesa tantissimo. Però questo non può voler dire non riconoscere quello che sta succedendo. C'è un rumore stranissimo di fondo, lo sento solo io, No, eh, tipo qualcosa che gratta. sì, non sono io, vediamo un po' se è Danilo. No, Aspetta, non so. No, comunque sì. il tema è cruciale, e su questa base si costruiscono intere fortune elettorali, no? Sto pensando alla Sisint, per esempio. Oddio, Danilo è Sì, no, scomparso. no, perché era lui che faceva rumore. Scusa Danilo, sì, per cui si costruiscono intere fortune elettorali e non vedo perché non debba essere determinante nel prossimo futuro. Io ritengo però che il tema dell'immigrazione vada affrontato con un po' di grano salis. Non possiamo pensare, perché non è mai successo, non ci sono riusciti neanche gli Stati Uniti sul confine meridionale, di fermare i flussi, perché non dipendono da noi, dipendono dall'instabilità geopolitica di tutta una parte del mondo che cerca rifugio in Europa e passa di qua. Quindi non li fermiamo. Quello che si può fare è gestire al meglio possibile, possibilmente in accordo con gli altri paesi europei, in modo da dividere l'onere, dividere il carico. Io credo che su questo tema vada messo in campo un poco di buonsenso e un po' meno di retorica buonista o cattivista, ecco. Danilo, ti ho disattivato perché il rumore proveniva da te. Dovresti riattivarti l'audio. E riattivando l'audio ti si rivede. Vediamo un po' se Danilo riattiva la... Danilo, ci senti? Vediamo un po'. E purtroppo ho dovuto disattivare l'audio da Danilo perché quel zzz che sentivo anch'io e poi proveniva da lui. Danilo, ci senti? Danilo è scomparso. No, Danilo, proprio sull'immigrazione. Chissà cosa mi avrebbe detto. Allora, aspetta. Eh, Vediamo un po'. Tanto prova a proseguire tu, allora, Elena. Ma allora, dobbiamo proprio parlare di immigrazione? Sì, quanto Perché peserà poi la vittoria finale? probabilmente tantissimo, perché le persone sono spaventate, sono infastidite, sono esasperate da una situazione che è pesante perché è mal gestita. Poi
non so, io credo che siamo in tanti a trovare abbastanza ridicolo il presidio sui confini, perché voglio dire, gli intercettamenti, chiamiamoli così, non avvengono quasi mai sul valico, no? Mm. Avvengono quasi sempre in altre posizioni. Cioè, non lo vedo il passer che carica il camioncino di immigrati e passa davanti al presidio dei poveri poliziotti e carabinieri che stanno lì sul valico a guardare le macchine che passano quando potrebbero fare qualcosa di più utile. Ecco, io trovo che sia un investimento poco produttivo, ridicolo e uno spreco di tempo delle forze dell'ordine, che siccome sono sotto organico parecchio e un po' tutte, forse sarebbero impiegabili in modo più utile in altre funzioni. Ecco, io il presidio sul confine lo trovo francamente ridicolo. Per la spesa e per il tempo buttato via da quei giovanotti che stanno lì, che insomma sembrano non far nulla. Oltretutto, quest'estate è stato pesante perché quella strettoia sul confine ha causato file infinite. Facciamo così, prova a richiamarmi tutti e due, vediamo se funziona. Va bene, Bene, perfetto, vediamo se funziona. chiudo? Sì. Ok. Con qualche problema tecnico, speriamo che funzioni tutto. Eccoci qua. Ecco, purtroppo il Z No, dipendeva da te, mi avevi tu silenziato, sai? Sì, Non riuscivo esatto, a collegarmi. esatto, silenziato perché il Z proveniva da te. E allora se Elena non Ok, sentivamo niente. Adesso abbiamo chiuso ce l'abbiamo tutto. ancora? Ecco, sì, 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 adesso vi sto richiamando tutti e due e continuiamo Bene. adesso. Tanto l'intervento l'hai sentito, no? Ma figurati. Per cui, ecco, benissimo, vai Danilo per le repliche, vai. Beh, allora, innanzitutto non è che sia un argomento importante e determinante per la nostra futura convivenza territoriale. Purtroppo abbiamo visto che l'immigrazione, seguita o non seguita, è un problema enorme, perché la nostra società non è pronta ad assorbire tali flussi. Sono culture diverse, sono modi di vivere completamente diversi. Non c'è educazione che possa essere comparata con la nostra. Non è cattiveria questa qui, è una presa della realtà. Noi abbiamo visto anche banalmente la realtà religiosa, quanto influisce. Noi abbiamo i paesi del nord che sono il 63% ormai la realtà islamica influisce non solamente sulla popolazione ma anche sui governi. Cioè noi stiamo perdendo l'Europa, questa è una triste verità e il buonismo sicuramente non ci sta portando né bene per noi né bene per questi poveri disgraziati che sicuramente sono dei poveri disgraziati. Le politiche dell'immigrazione sono quelle che vengono fatte all'estero dove fanno a insegnata la lingua italiana, il lavoro e la possibilità di far venire le persone qui con dignità, con un posto di lavoro, con un posto per istruire i propri figli. Non possiamo vivere in questo modo. Basti vedere Fincantieri, è diventato un ghetto. Io dico francamente, è giusto che noi facciamo lavorare un'azienda con tutte queste persone e facendole vivere nel modo che è completamente sbagliato. Per non parlare di Trieste, noi viviamo la città, e parlavi giustamente tu Luca per quanto riguarda le elezioni. Io francamente, al di là del fatto che Trieste sta per tutta una serie di motivi andando avanti bene, dai lavori pubblici, anche se si dice non funzionano. C'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare, si stanno facendo in poco tempo tantissime opere, però il problema è come viviamo, cioè se tu vai fuori di casa e la delinquenza percepita
non è solamente percepita, diventa un problema. Le donne di sera pensano 2 volte prima di uscire di casa, per non parlare dei ragazzi. Vediamo che le risse ultimamente sono solamente tra gli extracomunitari, ma domani che prenderanno coraggio, vedrete che non saranno più solamente con loro, si sfogheranno con noi. Quindi sono assolutamente molto, molto, molto preoccupato, non per le elezioni, ma per come la vita continuerà nella nostra città. Prego Elena per la replica. E allora, hai toccato tanti argomenti che mi lasciano parzialmente perplessa, nel senso, vero, è un grosso problema. Hai citato Monfalcone. Non è che la comunità a Monfalcone viva male di suo. È la situazione di scontro con l'istituzione che crea il grosso problema. Monfalcone è un caso particolarissimo perché credo che non ci sia nessuna cittadina europea che abbia quella percentuale di popolazione immigrata. Siamo oltre il 34%. Cioè, è folle ed è difficilissima da gestire. Ma quella è una situazione particolare che è creata dal cantiere, perché il cantiere che attira manodopera di un certo tipo. Allora la domanda che dovremmo porci è perché attira manodopera di un certo tipo e non la attinge altrove. Cos'ha quella manodopera che la rende più interessante per Fincantieri? Costa meno? E qual è il problema? Sono meno sindacalizzati? Qual è il problema? No, ma quello è non li trovano marginale, in sai, Italia? Elena. Allora, ci sono tutta una serie di ragionamenti da fare lì. Quanto alla situazione triestina, è complessa, è oggettivo. Cioè io ho 2 figlie di 20 anni, le vado a prendere la sera. Ma la Trieste non era così, sempre. sai. Io ho sempre girato in allegria a Trieste. anche da Appunto, sola. non puoi andarlo a prendere, non è giusto che tu vada a prendere i tuoi figli a casa, in giro, non è giusto. Devi essere liberi di entrare. Non lo faccio sempre, Però non va ogni bene. tanto mi ritorna tipo in stazione, ok, alle 10:30 di sera, vado a prenderla. E quindi sì, la situazione è complicata, Ma- però È il l'immigrazione problema è qua, questo, come la Questa gestiamo? è l'immigrazione. Come la gestiamo? No, perché voglio dire, la forza politica di cui tu fai parte e la maggioranza di cui fai parte è la seconda elezione di fila che vince dicendo risolveremo il problema col pugno di ferro. Ma il problema è ancora là. Ma non perché voi non facciate... Cioè, il problema è ancora là perché non è risolvibile, Danilo. No, è risolvibile. Elena, è risolvibile prendendo la gente e mandandola a casa. Questo è risolvibile. Noi non siamo in grado allora devi dire al tuo governo che cambi ma le certo, leggi ma hai ragione, ma hai ragione. Hai ragione. Dobbiamo fermare questo tipo di politica. Hai capito? Che in qualche modo... Le avete fatte voi. No, ho capito, lo so. L'immigrazione si basa ancora sulla Bossi-Fini. Ascolta, no, lascia stare la Bossi-Fini. Non c'entra niente la Bossi-Fini, lo sai meglio di me. No, è uno stereotipo questo qua diventato. Ecco. Ascolta, volevo scusarmi un attimo, Luca. Sì. Volevo avvisare il signor Lucio Schmidt che si è permesso di darmi dell'ubriacone e domani lui riceverà una querela, no? Perché offendere è una delle cose più sbagliate che si possa fare. Io non so dove era scritto, ma ovviamente prendiamo le distanze da questo, si dissociamo. No, certo, però volevo fargli presente al signor Luca che avrà sicuramente una querela. Ecco, diciamo, noi cerchiamo nel nostro possibile di bloccare, cancellare però commenti. Deve stare attento. Certo, ma giusto. Perfetto, allora passiamo al secondo tema. Danilo, stavolta a parte Danilo ovviamente. Danilo, nuovo sistema elettorale ovviamente fortemente voluto dall'amministrazione regionale e nella persona di Pierpaolo Roberti, tuo collega di partito, quindi de fatto l'eliminazione del ballottaggio porterà a questa nuova riforma al sistema elettorale comunali.
Cosa comporterà questa riforma rispetto alla campagna elettorale, alle strategie elettorali e a tutto quello che compete la questione elettorale e chi sarà avvantaggiato dalle due coalizioni? Ma guarda, io credo che poco influirà nelle scelte dei cittadini. I cittadini hanno le idee chiare e quando ti rivolge il popolo poi che siano il 40, il 50, l'80 o il 100% cambia poco. Io posso dirti che l'importante in queste prossime votazioni sarà l'apertura delle province. Questo sarà un dato forse più importante di tutti. Finalmente avremo una nuova, o meglio, torneremo ad essere con una nuova gestione quello che ai territorio serviva. Sia pure che Trieste è una grande città e sono i satelliti intorno con i comuni minori, però noi abbiamo bisogno assolutamente di dare risposte al territorio. Quindi la provincia sarà per noi un banco di prova e una nuova crescita di questa nostra provincia. Elena, prego. Allora, io vedo con fatica avvicinarsi il 2027 perché sarà un anno di elezioni, no? Ci sono le comunali, le politiche, probabilmente le provinciali, le regionali, tutto insieme. Quindi sarà ferocissima, una campagna elettorale ferocissima. Passi con E noi, Elena? no, no, sto dove sto. Ma grazie della simpatia, però io non credo che all'elettore cambi qualcosa nella scelta della legge elettorale o le modifiche al sistema elettorale, purtroppo. Perché credo che un po' più di consapevolezza e di informazione non farebbe male. E io credo che si vada via via peggiorando, cioè mi pare che vengano sempre più a mancare determinate garanzie democratiche, determinati equilibri che erano previsti in Costituzione. Noi dobbiamo pensare che la nostra Costituzione però è costruita con l'idea del proporzionale. Il maggioritario è una forzatura rispetto alla Costituzione, quindi in Trieste insediria che ogni volta pezzo il tacco con il buso. E un po' tutto questo cambiamento mi spaventa. Venendo alle province, quello che ho letto della riforma non mi fa felicissima. Sono elettive, sì, ma si eleggono 4 persone in croce. Ma quante ne avrà Trieste? 10, 12 Mm. di consiglieri? No, erano di più. Di più, ma proprio pochi. E, non so, un consesso così piccolo sembra quasi una circoscrizione, capito come numeri. In che modo possa essere Boh, ma sono tutta una serie un di gestire cose demandate democratico. alla provincia che non siamo. Faccio l'esempio, tutte alla regione sono state cedute determinate realtà, vedi la caccia, vedi le strade, cioè sono cose che non sono gestibili più da una realtà più grande, no? Dobbiamo in qualche modo accorciarci. Ok, bastava fare degli uffici provinciali, non Ma non occorreva fu- fare delle leggi. Però abbiamo provato, ma attenzione, abbiamo fatto 3-4 riforme, una dietro l'altra, e prima c'erano le UTI, e poi sono diventate un'altra cosa, e poi alla fine il problema è la gestione della programmazione di area vasta. Tu ricordavi le strade. E ci sono però tutta una serie di prescrizioni, per esempio il trasporto pubblico, eh, che effettivamente hanno una portata provinciale. A Trieste lo sentiamo meno perché la provincia è piccola, però Udine lo sente molto, ok? E quindi sì, certe competenze della provincia sono come cadute nel vuoto. La provincia aveva competenze anche nel sociale, che erano diverse da quelle dei comuni e sono andate perse. In questi ultimi anni ci sono stati pesanti tagli nel sociale, ok? Anche adesso
stanno succedendo delle cose nel sociale che non sono proprio piacevoli. È come se si stesse demolendo una certa cura che si aveva sul progetto di vita delle persone che hanno delle difficoltà. Comunque, il problema delle province esiste. E questo è vero, Danilo, però io credo che forse la soluzione poteva essere trovata in un modo un po' meno costoso per la collettività. Vedremo questo, lo vedremo più avanti, non siamo in grado di giudicare adesso. Siamo al Quindi tasto zero. aspettiamoci queste province e vediamo di lavorare insieme, Io ho Daniele. questo delirio di Per- cambiamento dalla provincia per- in poi, per- dalla chiusura delle province, dov- quanto dov- ci è costato? dov- Una dov- follia. dobbiamo adesso, siamo un po' abbiamo già un poco In sforato, ritardo, però dici chiedo no, siamo giusti, 20 minuti, sono 20 minuti. Però ovviamente non possiamo non fare il giochino finale con cui concludiamo ovviamente anche questa prima parte di trasmissioni, ovviamente l'abbiamo già proposto l'anno scorso, lo attualizziamo con quelle che sono le novità. Ovviamente quindi la domanda è riferita a oggi, 24 settembre, partiamo con Elena e poi Danilo. Secondo voi, allo stato attuale, ad oggi, chi è il candidato sindaco favorito per l'altra coalizione? Oh, Elena, io- Eh, mm, Roberti, Danilo? così. io spero in Patuanelli, perché poi alla fine nel centro-sinistra, visto che si è collocato indiscutibilmente a sinistra, però è una persona capace, quindi vedo piuttosto Stefano che altre figure strane. Ecco. Beh, il confronto che si è appunto venuto fuori oggi è inedito, perché in decine di trasmissioni uno scontro Roberti Patuanelli non era mai venuto fuori, per cui è interessante anche questo accoppiamento. Ringraziamo per essere stati con noi, siamo riusciti a fare la trasmissione non so come, ma è filato tutto liscio, quindi bravi a tutti. Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Danilo Sloccar e Lega Nord, e con noi ci vediamo fra qualche minuto per la seconda parte della trasmissione. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, ciao Danilo.